Avrà un cuore made in Veneto Artemis II, il progetto della NASA che per la prima volta proverà a calcolare la posizione di un veicolo spaziale usando i satelliti di navigazione satellitare a quasi 400.000 km di distanza dalla Terra, il doppio rispetto al limite raggiunto ad oggi dalla NASA. Tra la fine di agosto e l'inizio di settembre partirà infatti da Cape Canaveral il veicolo spaziale con destinazione Luna e che avrà al suo interno il ricevatore GPS Galileo realizzato da Quascom, azienda di Bassano del Grappa, leader nel mondo delle applicazioni per la navigazione e le comunicazioni satellitari e la sicurezza informatica. Si tratta solo di uno degli esempi dell'eccellenza veneta nel settore sempre più crescente della space economy, di cui si è parlato ieri a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo nell'ambito della presentazione della seconda edizione dello Space Meeting Veneto, che si terrà dal 20 al 22 maggio in Marittima a Venezia. L'economia dello spazio è un settore in forte crescita, come mostrano gli stessi numeri. In Italia vale 17 miliardi di euro e 230.000 addetti, mentre in Veneto, quarta regione italiana, si attesta sui 2,2 miliardi di fatturato, 5.000 addetti e 260 imprese. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 1 febbraio 2024, la prima notizia del giorno riguarda l'innovazione e in particolare la corsa del Veneto alla Space Economy. Nel 2023 è fatturato a 2,2 miliardi, lo leggiamo sui quotidiani del gruppo NEM in un articolo di Giorgio Barbieri, presentato a Bruxelles lo Space Meeting di Venezia. Il presidente della regione Luca Zaia dichiara: saremo un incubatore per attirare investimenti. Parla anche Federico Zoppas, presidente di Aerospace Innovation and Research, che dice: la regione è quarta in Italia per numero di imprese, il 10% del PIL nazionale nella space economy. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi: dall'acciaio per i razzi alle tute stellari, a Venezia i big dell'aerospazio. Zaia a Bruxelles presenta lo Space Meeting di maggio. Zoppas parla di una rete da 2,2 miliardi e 5.000 addetti, come abbiamo visto. E allora leggiamo qualche estratto dall'articolo di Martina Zambon. A Venezia dal 20 al 22 maggio è in programma la seconda edizione di Venice Space Meetings, una fiera internazionale dedicata alla space economy, quest'anno aperta anche al pubblico, dedicata appunto all'economia spaziale. Fra i focus sport e spazio, con le ricerche spaziali e le loro ricadute su alimentazione e tessuti sportivi. Organizzano Regione e Rete Innovativa Regionale Air Aerospace Innovation and Research, la rete appunto di cui Zoppas è presidente. Ma voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia di politica regionale, con riflessi anche sulla politica nazionale, come vedremo tra poco. Caso Bigon, Elly Schlein, mai pensato a sanzioni. La segretaria del PD dice che non è mai stata messa in discussione la libertà di coscienza. Bonfante, segretario del PD veronese, però non sembra d'accordo sulla ipotesi di ridarle l'incarico da vice segretaria, ridarlo a Anna Maria Bigon. Dice: se tutti fanno un mezzo passo a lato. Ma torniamo alle parole di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico. È stata fatta una critica, nessuna sanzione, ha detto Elly Schlein, ma Anna Maria Bigon poteva manifestare il suo dissenso in altro modo. La questione, lo ricordiamo ancora una volta, è quella del discusso voto sul progetto di legge di iniziativa popolare per regolamentare il suicidio medicalmente assistito previsto dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza del 2019. L'associazione Coscioni in tutta Italia e anche in Veneto ha promosso delle leggi regionali di iniziativa popolare raccogliendo appunto le firme. Il Veneto è stata la prima regione a discuterla in Consiglio regionale, dove però non è passata per un solo voto, e quindi il voto di astensione di Anna Maria Bigon, consigliera regionale del Partito Democratico, è risultato determinante. Se invece di votare astenuto
Bigon fosse uscita dall'aula, la legge sarebbe passata e oggi il Veneto sarebbe la prima regione ad avere una legge sul fine vita. Questo è quello che viene imputato insomma ad Anna Maria Bigon, che si difende sostanzialmente invocando la libertà di coscienza sui temi etici. Libertà di coscienza che non le è mai stata negata appunto dal Partito Democratico, e questo lo ripete ancora la segretaria nazionale del PD Elly Schlein, che però sottolinea il dissenso poteva essere manifestato in un altro modo, ovvero sottinteso senza pregiudicare l'esito del voto e quindi permettendo l'approvazione della legge. Nel frattempo la capogruppo del PD in Consiglio regionale Vanessa Camani dice: chiederemo a Zaia di fare una delibera che recepisca la sentenza della consulta, insomma prova a buttare la palla nel campo avversario, mentre il vice capogruppo in regione Jonathan Montanariello non cambia idea: ho dato le dimissioni da vice capogruppo e non intendo revocarle, sono un uomo serio. Tutto questo nell'articolo di Alda Vanzan per il Gazzettino, ma la notizia c'è in breve anche sui quotidiani del gruppo NEM. Lo stop al fine vita, Schlein PD, caso Bigon, mai pensato a sanzioni. Insomma, domani è attesa la riunione del gruppo regionale del Partito Democratico e vedremo quale sarà il verdetto per Anna Maria Bigon, che, lo ricordiamo, rischia di perdere la vicepresidenza della quinta commissione consiliare, la commissione del Consiglio regionale che si occupa di sanità e salute e sociale, proprio la commissione che dovrà ora analizzare ciò che rimane del testo di legge di iniziativa popolare in materia di fine vita. 20 dirigenti regionali del Partito Democratico hanno chiesto a Bigon un passo indietro, sostenendo che non può essere proprio lei a rappresentare non solo il PD ma tutte le opposizioni all'interno della commissione, che appunto avrà il compito di discutere sul fine vita. Voltiamo pagina e ci spostiamo sul Corriere del Veneto di oggi. Bob, il CIO boccia ancora Cortina, non serve un nuovo impianto. Si parla insomma delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La notizia è piuttosto rilevante, si tratta dell'ennesimo stop in qualche modo all'impianto fortemente voluto da Zaia, quello della nuova pista da bob a Cortina per appunto svolgere le gare di slittino, bob e skeleton nel Bellunese. E vediamo però che ancora una volta il Comitato Olimpico Internazionale ha bocciato l'ipotesi di svolgere le gare a Cortina. Non serve un nuovo impianto, ha detto. Olimpiadi, resta il braccio di ferro con il governo, ma la firma sull'appalto è imminente. Questa è la notizia appunto sul Corriere del Veneto, l'articolo è di Claudio Trabona. Vediamo il punto della situazione. La previsione è che Pizzarotti, l'azienda unica offerente per la pista da bob, possa occupare l'area di cantiere dal 15 febbraio. L'appalto prevede 625 giorni di lavori. Il CIO ha il potere di dirottare le gare da bob all'estero, ma questa è un'ipotesi estrema. Probabilmente sarà decisivo marzo 2025, quando la pista di Cortina dovrà essere pronta per i primi collaudi. Tra le vere incognite c'è anche quella della sostenibilità economica dell'impianto cortinese post-Olimpiadi. Tutti gli impianti delle ultime edizioni hanno generato costi elevatissimi, serve un piano di legacy. E poi vediamo ancora il villaggio, il palaghiaccio, le grandi varianti stradali, i 2 anni di cantieri che invaderanno la Conca, le gare avviate, le date di inizio lavori, tutte le opere, insomma un elenco pubblicato dal Corriere del Veneto. 395 milioni di euro l'impegno di spesa per la variante di Longarone, non sarà completata entro le Olimpiadi, ma l'obiettivo è di ultimare entro inizio 2026 almeno i lavori nella zona della fiera. Anche sul Gazzettino si parla della pista da bob e della nuova bocciatura da parte del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale. Gli impianti esistenti sono sufficienti per l'attuale numero di atleti e di gare. Le opposizioni a Roma chiedono al ministro Abodi di riferire in aula e Salvini convoca l'amministratore delegato della società Simico, la società infrastrutture per Milano Cortina.
Secondo la parlamentare dei Verdi Floridia servirà addirittura un extra budget, una spesa aggiuntiva di cui il paese non ha bisogno, e Berrutto del Partito Democratico dice l'unica soluzione è il ripristino dell'impianto di Cesana, ma poi va smontato l'impianto di Cesana in provincia di Torino. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima riguarda ancora una volta la politica regionale. Blitz per il terzo mandato, la Lega si affida a Tosato, ma resta il no degli alleati. Sarà il senatore veronese a presentare un emendamento al decreto legge sull'Election Day. Paolo Tosato, senatore veronese della Lega, appunto. Il testo approderà tra una settimana in Commissione Affari Istituzionali a Palazzo Madama. Nel frattempo l'europarlamentare Darè suona la carica. Se arriverà lo stop perché vogliono prendersi il Veneto, converrà staccare la spina al governo a quel punto. Tutto questo in un retroscena di Filippo Tosato per i quotidiani del gruppo NEM. L'ultima notizia di oggi invece riguarda il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che non sarà più presidente della Fondazione Canova. Lo leggiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Fondazione Canova, Sgarbi silurato, non sarà più lui il presidente. Il sindaco di Possagno parla di una decisione presa prima dell'inchiesta, mentre Sgarbi ribatte: cado dalle nuvole. Vediamo la notizia anche sul Gazzettino. La Fondazione Canova chiude con Sgarbi, non sarà più il presidente. Il sindaco di Possagno parla appunto di una scelta già presa, ma aggiunge: quanto visto in TV è poco edificante. Gli insulti e i gesti osceni registrati da Report sarebbero l'episodio definitivo. Per oggi a questo punto è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.